Buongiorno, 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 buona domenica. Una domenica particolare oggi, stiamo correndo. Carmela, questa foggia. Non barare. No, Ecco qua. Correte con noi stamattina, dai, anche mentalmente correte, a camminare. Questo vuole fare 10 km. Com'è? C'è un record. È un record, man. Savio, buongiorno! Buongiorno ragazzi! Vicky ti saluta, Michele. Ciao Vicky! Ciao! Ci volete vedere? Ci facciamo vedere, dai. Ecco qua dove siamo. Ciao, buongiorno a tutti! Buona domenica! Ciao! Oggi il buongiorno a piedi! A piedi! Bellissimo! Vado magri! Ecco qua. Buongiorno. Allora. Ciao, ciao. Da lontano, La prima buca. C'è chi corre, c'è chi va. Chi ruba per le ruote, non vale. Dai, facciamo una chilometro che ci. No. Chi va in bici? C'è gente che ci ha fatto il pacco, tipo Antonio Piccolo. Bravo Antonio Piccolo. Bravo Antonio, un'ora a aspettarti. Non Bravo Antonio. Ma a noi non ci ferma nessuno. Ciao Raffaele, buongiorno Raffaele Papeo. Uomini news. Se Gesù poi fa un coso. E dove sei cosa? Stiamo in paradiso. Io. Nell'aldilà. Oggi c'è anche la gara, dovete sapere che c'è anche la gara. E molta gente sta partecipando, hanno partecipato 1250 persone. Rispetto agli altri maratoni sono meno, però è sempre bello vedere tanta gente. Non pensate al fiatone. Mi sto mettendo sotto perché devo diventare sindaco di Barletta. Voi sapete della cosa che ci siamo ormai imbarcati. Ciao Anna, buongiorno. Ecco il mare, dicono fate vedere il mare. Ecco il mare di Barletta. È bello che faccia vedere solo il mare, perché poi Antonio, vedi, si è messo in tuta anche oggi. Grande Antonio. Ciao, buongiorno. Chi sa bella cosa, vedi? Che freccia bella la sette, chi sa bella cosa? Michi, quanto costa affittare questa cosa? 5 euro? Non è possibile. È libero, è un comune nei Reseni. Ah, nei Reseni. E io questo faccio male, spazio. Basta un chilo di colore e un'ora di un operaio, un'oretta lo fa. Ciao, vedete? Non è bello fare vedere queste cose, dai. Anche perché poi peggiora la cosa, giusto? Certo. E il comune di Barletta, aspetta poi ci Barletta a veste. Ci dovete sentire che sei. Se mi votate, visto che mi sono messo, visto che se tutto quello, facciamo in burnout. Ciao. Lei ti sei candidato a sindaco? Sì, domenica, vedete che bella cosa? Se uno involontariamente cade, fa la di te, aspetta. Infatti,
Cioè, ragazzi, Un bambino che si avvicina. cioè, non si può, non si può. Non si può. Quando ne stanno vicino, guarda che cosa troppo piacere. Facciamo e fisto domani mezzo, anche se veniamo invitati, Ah, come parlo bene? Da fraude la fenna, allora, ti ha rallantato. Perché si ha rallantato da cavanetta? Eh no, perché sto in diretta, così se facciamo vedere l'affanno è un casino. No, no. Siete una felpa, eh? No, un po'. È vero che c'è l'affanno, signori? No, ma quella è l'impressione. Non c'è il sole, ma il sole è dentro di noi, cari amici. Poi incontreremo l'afflusso della gente che sta facendo la gara. E te ma stutena. Te ma stutena. Quando vedete un po' di gente finirà la diretta, ragazzi. Siamo solo noi. Però senza musica è un po' casino, Cioè, la situazione. no, o uno o l'altro posso fare. Questo alla nostra destra è il nostro hotel Mille Luci, dove una volta entrati non pagate niente, avete chi stanno E c'è vita eterna. e c'è vita eterna. Le nostre palme, Madonna, amore, aiutate. Dai. Comunque ragazzi vi voglio dire una scena che ho visto che mi ha fatto veramente pensare tante cose. Una persona con le stampelle a una gamba stava partecipando alla gara del... La disciro. Mamma mia, gli darei una medaglia d'oro a questo ragazzo, già per la volontà e per il messaggio che manda a tutti quanti. Qualcosa di bellissimo. Guardate il mare. Bellissimo, questo è Michele, non è il mare. Michele stavamo trattando. Questo è il mare, diventato. Anche se sei forte come il mare. Ci sono anche le ragazze che fanno volantinaggio, buongiorno. Buongiorno, volete a volantino? Vabbè, vi facciamo lavorare. Vi facciamo lavorare. Vedi, lo mettiamo anche su Barletta, che cos'è? Bravo! Pagato? Che cosa? Se volete ne sa che pupa, sono facendo gli assaggi. Ah! E ma vai, moscia. L'assaggio che colpa, così. La sfida dei 90 giorni più famosa al mondo. Perdita di peso, mantenimento peso, aumento della massa Dai, magra, lo aumento penso, della... Ma è un problema che io non voglio perdere i soldi, io voglio perdere i cai, chi sto per perdere i soldi? Ma mi reggi quando bevo un po' d'acqua, c'è Certo. nemmeno. Guarda. Hop, hop, hop. Guardatela lì il rosso quando beve l'acqua. Oh. Basta? Quindi io la carta la metto in tasca, quando trovo il cestino la butto. Ah, E fanno tutti i barlettani, lei Sì, stai scherzando. stanno già all'arrivo le persone, vedi? Hanno già finito. no, possibile. Te ne prendi, dai, prima da tu.
facendo 10 km, 30 minuti neanche. È vero? Mezz'ora, 32, 33. Una bella passeggiata in riva al mare, ci voleva, stamattina. Ciao. Poi me la sicura mai Tony. Vattene Tony, vattene. Vattene Tony. Anche perché poi la domenica trovi tanti vecchi amici. Qua per esempio questo è un vecchio amico mio. Grande, buongiorno Filippo, buona domenica. Stiamo facendo la diretta al tuo nome. Martina Antonio Piccolo, caffè tuppe. Questo è del vino, mercoledì piangerà mercoledì, piangerai. Oh carissimo. Devo cagare la mano con il bicchiere, Salutiamo dopo, abbassate le mani ragazzi, attenzione. Ora ci stiamo avvicinando ai ragazzi che hanno fatto 10 km. Vedete? Abbiamo perso solo nel castello. Tutti stanchi, vedete? Dai Angelo, eccoti qua gli amici della Icos. Buongiorno. Ciao fa. Prima donna signori, eccola qua, è la Filandino. Bravissima, complimenti, rimasta ben salda e Raffaello Filandino, atletica di sfida di Barletta. La seconda donna, eccola qua. Aspettate la Per il Friends, Zaccheo. E sono rimasti uguali. Vedo la terza donna, quindi ha recuperato abbastanza, ed è Ornella Donghia della Nadir on the Road Putignano. Brava Ornella. E questo è il podio femminile, arriva la quarta donna, la signora Maria Carmela Landricina, alla quale le diamo il bentornato alle gare. Dai Ticchi, eccola qua, Maria Antonietta Amatulli. E poi eccola qua, Teresa Lelario, brava Terry. Ragazzi, non fermatevi nei minuti, grazie, agevoliamo il servizio dei giudici. Ciao. Dai Mara, forza Mara! Riccardo, Blasi, Riccardo, sta prego. La prossima, a noi! Che vuoi? Dai Carmelo, bravo Carmelo. Il numero ragazzi, fate vedere il numero. E poi tutto ovviamente le associazioni di volontariato che questa mattina sono con noi partner. Dai ragazza, dai! Eccola qua, la Ricky, brava signorina. Andiamo Francescherini. La seconda donna, attenzione, ancora l'arrivo al femminile. Marisa Russo, brava Staffa, forza Domenico, bravi.
e poi un artista tripla, sono i fratelli gemelli Angelini da Martina Franca. C'è successo. Rosa, eccola qua, la ragazza lucana, brava Rosa, insieme a Nicoletta Ramunno. E infatti a Franco Cavaliere ricordiamo questa data, questa manifestazione. Vai Domenico! Brava, complimenti. Dai Maria. Ben fatto Giuseppe, bravi Vincenzo. Bravi, auguri ragazzi. Forza Antonio! Brava la signora, dai Dario. Forza! Forza, Cassano, forza. Il tappeto abbiamo dei problemi. Possiamo Erika, brava, dai Vinci, forza Vinci. Vai Riccardo! Calma ragazzi, calma. Forza. Vai Giancarlo! E l'Antoninella! Antonio! Mi piace complimenti. Ma fatti di scuola, Antonio. Vostro viso molto fluo. Lo so. Attenzione al tappeto. È del bene, certo. Forza ragazzi, non mollate il posto ragazzi. Si fa lo scarico, Luca c'è non deve scaricare. Dai, forza! La Fazio Ciao, forza, dai che Paglietto! Dai Antonina Botta! Eccoli qua, vanno nella mano, complimenti! Dai Paglietto, bravo! Bravi. Ce l'avete fatta, brave ragazze, complimenti! Michele! Vai Pino, vai Pino! Nicola Valente, dai Michele, è arrivato il numero 1! Chiudiamo qua questa diretta, buongiorno a tutti.